Il DPCM natalizio si trasformerà in un nuovo lockdown per il Veneto. Parole molto dure che arrivano dal presidente Luca Zaia a poche ore dall'emanazione dei nuovi provvedimenti da parte del governo. Le regole, infatti, andranno a influire in modo negativo sugli aspetti sociali e familiari della nostra regione. Se in questi 3 giorni il confine è comunale, capite che territori, diciamo, di periferia come i nostri, di campagna, diciamo, dell'abitato diffuso, dove noi abbiamo il comune medio che ha poco meno di 5.000 abitanti, capite che la sperequazione anche di natura costituzionale è estrema. Zaia porta l'esempio di una grande città o di una metropoli, mettendo in relazione queste realtà con il tessuto del Veneto, composto in maggioranza da comuni con poche migliaia di abitanti. Cioè vuol dire che il 24, il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio il cittadino che abita in una città come Roma, che ha 3 milioni di abitanti, può tranquillamente passare dai Parioli a Ostia, da Ostia andare ai Castelli Romani e comunque la vita, fra virgolette, se così si può dire, è ancora quasi normale. Pensate semplicemente al tema dei pranzi, il ristorante e quello che si può fare, perché i ristoranti sono aperti. Nei nostri comuni tu di fatto vivi in regime di semi-lockdown.